6 metri, una cinquantina. Allora, siamo qui per vivere l'appuntamento con Serenissima Gravel, questa gara importante. Poi gravel è una bicicletta, un tipo di bicicletta che non è né mountain bike e né una bicicletta da strada, è una mezza via. È un ibrido. È un ibrido che poi ho saputo, Federico, che costano anche una cifra le biciclette qua. Allora Federica, tu mettiti qua, dici un attimo come siamo messi, si vede bene. Angela, noi andiamo, abbiamo il sindaco di Portotolle, Roberto Pizzoli. Roberto, altra coccardina questa qua, eh? Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Naturalmente è una coccarda. Diciamo che è un piacere per noi coniugare la promozione al territorio, che è importantissima. Oggi tra l'altro è una gara che va anche su emittenti come la RAI, come Mediaset, quindi dare la possibilità di far vedere il nostro territorio, che ha una vocazione naturale per questo tipo di sport, perché insomma aria aperta, paesaggio, meraviglie. Poi Portotolle, lo sai, te lo dico sempre, no? Il territorio più figo d'Italia. Certo. Allora, Federico Vedemiati, che è assessore allo sport. Federico, senti, è stato difficile organizzare questa gara? Mi sa che l'impianto organizzativo però loro è una macchina da guerra. Si sente basso, vediamo se riusciamo, bisogna accenderlo. Eccolo qua. Buongiorno a tutti, sì, ciao Paolo, buongiorno a chi ci ascolta da casa. E anche chi ci guarda, sì. Niente, sì, l'organizzazione è stata semplice perché loro ci hanno proposto questa corsa, questa gara, questa gravel, e niente, ringrazio soprattutto il direttore del villaggio che ci ha consentito di venire qua, il posto è stupendo, quindi non c'era più tanto da fare che organizzare. Loro hanno tutto il necessario per fare tutto perché sono bravissimi e niente, è una bella opportunità per noi. Come ha detto il sindaco, il nostro territorio è sposato per fare bicicletta perché ci sono dei paesaggi bellissimi e questa gara sicuramente darà un indotto in più al nostro paese. Potrebbe essere, Federico, che questa sia la prima di una serie di corse a livello nazionale. Mi viene a dire, il Giro d'Italia potrebbe magari passare un giorno di qua, adesso non so come è strutturato, però le strade ci sono, eh? Sì, non è proprio la prima perché abbiamo fatto il Giro d'Italia donne anni fa, c'è stato il passaggio qua sul territorio, e ricordo anche l'anno scorso che il Giro del Veneto Under 23, che è una gara non professionistica, semi-professionistica, quindi giovani di 23 anni massimo, che hanno fatto una tappa qua. Abbiamo fatto proprio la prima tappa di 5 tappe, che è il Giro del Veneto, che è uno dei giri più importanti d'Italia a livello giovanile, quindi non è la prima, ma non sarà l'ultima, e spero non sia l'ultima. Ce ne saranno tante. Grazie Federico, grazie. Senti, Portotolle si presta a questo genere di manifestazioni ed è anche la settimana della sostenibilità, quindi le 2 ruote, il Parco del Delta, qualcosa si sta muovendo da un po' di tempo a questa parte. Potrebbe essere una bella spinta questa ulteriore alla promozione di un parco che ha bisogno di essere promosso a livello internazionale. Hai detto benissimo Paolo. Intanto vorrei ringraziamenti anche al parco di cui sono nel direttivo, con Moreno, D'Alessandro, perché comunque è il parco, è il veicolo che ha portato questa organizzazione qui, primo. Secondo, credo che in questi anni ci siamo consolidati o ci stiamo consolidando, chiaro, la strada è lunga, però i numeri, poi verrà anche il direttore del parco del villaggio Baricata qui e vi dirà anche i numeri di quest'anno che hanno fatto anche nel villaggio. I numeri parlano da soli, ci stiamo crescendo, l'asticella si è alzata tanto, anche da parte degli operatori. Abbiamo investito tanto nell'ufficio IAT, che devo ringraziare perché sta facendo una promozione mirata insieme al parco, insieme naturalmente alle nostre attività, e credo che la risposta ci sia. Credo che indubbiamente i numeri di quest'anno e dell'anno scorso, nonostante il Covid, hanno superato il pre-Covid, e questo la dice lunga, credo. Prossimo anno so che correrai anche tu, anche Moreno, correrete tutte e due questa gara. Devo togliere le rotine dalla bicicletta. Guarda, quando ho detto che correrà la gara si sta allontanando, anche l'auto per lui è un problema. Dobbiamo togliere le rotine dalla bicicletta, che abbiamo ancora le rotine. Ce l'ho anch'io. Grazie al sindaco di Portotolle, all'assessore allo sport, Roberto Pizzoli e Federico Vendemiati. Io vi ridò la linea allo studio, noi saremo qua ancora tra pochissimo. Tra 10 minuti avremo la partenza, quindi vivremo insieme con i nostri mezzi proprio la partenza di Serenissima Gravel qui da Baricata Beach. A dopo. A dopo Paolo, inizia il conto alla rovescia.